Buonasera e benvenuti al Football Club, dove per la 26esima giornata di Serie D Girone G la Borghesiana deve difendersi dall'attacco della Tevere Remo sotto di 3 punti. Sicuramente una partita fondamentale per le sorti della classifica, dato che la squadra di Fabio Luciani potrebbe raggiungere gli avversari al terzo posto in classifica. È tutto pronto per il fischio d'inizio. Il primo pallone sarà giocato dalla Borghesiana in tenuta giallo-nera, attaccherà da sinistra verso destra, difende la Tevere Remo in tenuta bianca, fischio che arriva in questo momento e quindi si può partire con la 26esima giornata di Serie D Girone C. Attenzione però, perché da rifare il calcio d'inizio, squadra in piedi, quindi si osserverà prima un minuto di silenzio. E arriva adesso il fischio da parte del direttore di gara e quindi si può partire dopo il minuto di silenzio con Borghesiana Tevere Remo. Primo pallone manovrato dai padroni di casa con il numero 14 Minotti, che però fuori misura l'appoggio verso un compagno e quindi possesso regalato agli avversari, subito battuto, cerca la rassoiata, ci prova subito a scaldare il destro Claudio Castroni, il bomber della Tevere Remo, 24 gol per lui in questa stagione, sicuramente uno dei più attesi oggi pomeriggio qui al Football Club. Riparte adesso la Borghesiana con il lungolinea verso Derrico, non trova spazio, però è buono il pressing da parte ancora di Castroni che fa ripartire i suoi. Si difende adesso la Borghesiana con la Tevere Remo che prova a cercare spazio, cambio di gioco dalla parte opposta, poi ancora Castroni, sempre il numero 5 a dare il tempo ai suoi, occhio a lungolinea, pallone in profondità, poi non trova spazio, si torna ancora da Castroni che la gira dalla parte opposta. Cerca il varco adesso la Tevere Remo che, come dicevamo, è sotto di 3 punti in classifica rispetto alla Borghesiana, ma oggi pomeriggio ha la chance di agganciare gli avversari in classifica al terzo posto. Borghesiana a 54 punti, Tevere Remo a 51. Intanto si può procedere con la battuta del calcio d'angolo e sul dischetto va il numero 7 Guancioli, Gianluca Guancioli. Corto per Castroni, buono il velo, poi Masci non trova spazio per concludere, pallone che torna dalle parti dell'estremo difensore della Tevere Remo. Si tratta di Gallori, Lauro Gallori, che fa ripartire ancora Castroni. Guancioli la gira sulla destra, poi ancora Castroni, ha già toccato tantissimi palloni il numero 5. Prova a cercare spazio nel frattempo Antonica, poi ancora Castroni. E allora vuole partire forte la Tevere Remo, pallone sulla destra, il tacco verso Castroni. Questa volta però è attenta alla copertura da parte di Lorenzo Minotti, ma ancora possesso per la Tevere Remo che è partita nel modo giusto. Poi Castroni cerca il tiro cross e non riesce ad intercettare Mattia Antonica, pallone che termina addirittura in rimessa laterale. Può ripartire quindi la Borghesiana con la rimessa in gioco. Borghesiana che, a giudicare dalla statistica, ha un ruolino di marcia un po' particolare, infatti è il secondo peggiore attacco fra le prime 8 e la peggiore delle prime 6 a livello di differenza reti. Insomma, non ha segnato tanto, ha subito, ma i gol che ha fatto hanno sicuramente avuto un grande valore, a giudicare poi dalla posizione in classifica. Stasera però si preannuncia un incontro complicato per la formazione di Alessandro Capizzi, che si deve difendere in questi primi 3 minuti dall'attacco degli avversari. All'andata finì 4-2 in favore della Borghesiana, una partita al Cardiopalma dove nei minuti di recupero proprio la formazione di Capizzi riuscì a firmare il gol decisivo. Vediamo se stasera riuscirà a ripetere la prestazione dell'andata, ma intanto prova a cercare spazio in avanti Derrico, il cross poi deviato e calcio d'angolo per il direttore di gara, e quindi si inizia ad affacciare nella metà campo avversaria la formazione di casa con il numero 3 Andrea Vasile che andrà alla battuta di questo calcio d'angolo. Pallone battuto fuori, poi il tiro da parte di Sansolini che rimane giù però sul colpo di Antonica. L'urlo da parte del numero 88 del Borghesiana, vediamo se sarà in grado di continuare. Intanto l'arbitro ha fischiato, quindi sarà calcio di punizione per BSA, ma intanto ancora a terra Marco Sansolini. Adesso prova a rialzarsi il numero 88, sembra comunque poter continuare la gara.
E allora sarà calcio di punizione per la Borghesiana, che ha provato prima da corner, poi con il destro di Sansolini che ha subito fallo. E sarà proprio lui alla battuta di questo calcio di punizione, ne mette 2 in barriera Gallori. Occhio anche a Basile posizionato al limite dell'area, dalla parte opposta invece c'è Minotti. In mezzo il solito Del Rico, è tutto pronto per questo calcio di punizione, rimane soltanto Antonica in barriera, rincorsa del numero 88, arriva adesso il fischio. Sansolini fuori per Minotti, prova a cercare spazio, pallone sull'esterno della rete, nessun problema per Gallori che la vede uscire. Riparte quindi la Tevere Remo con Castroni. Masci ancora per Castroni, la gira poi sulla destra verso Guancioli. Non trova spazio Antonica, ma guadagna metri la formazione di Luciani, che è partita bene in questi primi 5 minuti. Continua ad attaccare ancora con Antonica, poi non trova spazio il numero 10. Qui il tocco da parte di Basile e infatti è calcio d'angolo, forse un po' ingenuo qui il disimpegno del numero 3 della Borghesiana. Pallone messo in mezzo e poi una deviazione, non riesce a trovare la seconda però Simone Masci, ma ancora in attacco la Tevere Remo, ancora con una rimessa laterale. Masci vicino a lui Castroni, l'appoggio fuori però per Guancioli. Ancora Masci, Castroni, Guancioli, buono lo scambio della formazione ospite, qui però fuori misura l'appoggio verso Antonica, pallone spazzato via da Sansolini che si è ripreso bene dall'infortunio e quindi rimane in campo, ma possesso ancora per la Tevere Remo che riparte in questo momento con Castroni. Sulla destra, lungolinea per Antonica, in mezzo a 3 avversari, cerca lo spunto per un compagno, una buona l'idea, un po' meno l'esecuzione, prova a ripartire quindi la Borghesiana, qui però scivola Minotti, occhio alla ripartenza, Antonica il tiro con il destro, la deviazione da parte di Basile, ancora rimessa, sta spingendo però la Tevere Remo, un po' in difficoltà la Borghesiana che però si sta difendendo bene in questi primi minuti ma deve cercare di uscire in attesa forse del contropiede, della situazione ideale per poi andare a dar fastidio a Gallori fra i pali. Battuta subito la rimessa per Castroni, conclusione murata, solito schema, non funziona per la seconda volta ma ancora in attacco la formazione ospite, ancora con Castroni che la gira per Guancioli, Castroni, ancora Guancioli, lo aspetta Sansolini, cambio di gioco poi dalla parte opposta l'idea per Antonica che prova a toccare il pallone, questa volta fa buona guardia Basile. Deve liberarsi però dal pressing, poi lascia per Minotti, non trova spazio il numero 14 e quindi può ripartire la Tevere Remo con la rimessa, pallone subito messo in mezzo, non sorprende però Minotti ma ancora rimessa laterale. Ancora Masci, lascia per Castroni in mezzo e arriva il gol di Mattia Antonica, l'1-0 della Tevere Remo al 7° minuto di questo primo tempo, gol meritato per la squadra di Luciani ma c'è ancora tanto da giocare. È sotto di un gol la Borghesiana, gol che era un po' nell'aria se così possiamo dire per la Tevere Remo che stava spingendo forte fin dai primi minuti e adesso è 1-0 per gli ospiti. Subito la reazione cercata dai giocatori di Capizzi, pallone in mezzo, poi però non trova spazio Minotti e quindi si torna ancora dalle parti dell'estremo difensore Basile. Sansolini, lungolinea verso il numero 11, poi buona la copertura da parte di Castroni, pallone che torna dalle parti di Gallori, Masci, Castroni, ancora Castroni, la gira poi sulla sinistra per Guancioli, Castroni aspetta come quanto visto fin dall'inizio la Borghesiana, qui Castroni riesce a sfondare, pallone sul destro e si mola ancora il numero 3 Basile a dire no alla conclusione di Castroni che sicuramente è dotato di ottime doti balistiche, prova a metterle in mostra ma si sta difendendo bene la formazione giallonera. Occhio però al calcio d'angolo, pallone morbido messo fuori per Masci che si coordina vicino al palo il suo destro. Qui troppo frettolosa la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore della Borghesiana e quindi ancora possesso per Tevere Remo. Masci, Castroni, ancora per Masci, Antonica, apprezzato, prova a cercare spazio, questa volta il rimpallo lo favorisce, quindi può ripartire la formazione ospite sopra di un gol con Castroni. Guancioli, Castroni, Masci, Castroni, il solito copione, quello visto in questo avvio di gara,
con la Tevere Remo che prova a cercare spazi. Qui Antonica ha fermato, però occhio alla ripartenza, si immola poi, bravo Guancioli a dire no alla ripartenza degli avversari, e quindi ancora in possesso la Tevere Remo. Antonica che con questo ha segnato il suo 15° gol stagionale, il numero 10 della Tevere Remo, che continua a manovrare imperterrita del pallone. Ha già conseguito una lunga serie di passaggi quando siamo soltanto al 10° della prima frazione di gioco. Intanto Castroni, Masci, Castroni, pallone messo in mezzo di prima intenzione verso Antonica, ma come al solito non trova spazio il numero 10, comunque in possesso la Tevere Remo. Qui prova a cercare spazio Guancioli, non riesce ad andarsene su Sansolini, e poi però commette fallo il numero 88 sotto le proteste da parte della panchina, quindi sarà calcio di punizione per la Tevere Remo. Ancora un'occasione per la formazione di Fabio Luciani per raddoppiare il parziale qui al Football Club. Intanto continuano le proteste di Sansolini verso il direttore di gara, che comunque rimane della sua idea, quindi occhio al calcio di punizione, occhio anche a Castroni, appostato sulla tre quarti, potrebbe ricevere da Guancioli per la conclusione diretta. In porta in mezzo Masci e Antonica, pronti alla deviazione. Arriva adesso il fischio, pallone messo fuori per Masci, deviata però la sua conclusione, occhio alla ripartenza, prova il numero 11 Vastorer a recuperare questo pallone però fuori misura, e quindi ancora come al solito Tevere Remo che fa la sua manovra con i tre dietro e Antonica lì davanti a galleggiare sulla tre quarti avversaria, pronto a ricevere il pallone e a girarsi. Masci, Castroni, Guancioli, ancora Castroni, eccolo il pallone per Antonica, come al solito però troppo ingabbiato, deve giocare di sponda, quindi Masci, Castroni, a sinistra c'è Guancioli, solito schema, non riesce però a prendere le contromisure. La Borghesiana può soltanto difendersi dal pressing degli avversari, che come al solito aspettano il varco giusto per servire Antonica, già in rete in questa partita col suo 15° gol stagionale. Ricordiamo il parziale 1-0 qui al Football Club al 12° minuto del primo tempo, un incontro delicato perché potrebbe permettere alla Tevere Remo di agganciare in classifica i diretti rivali a quota 54 punti. Qui però occhio al disimpegno di Masci, poi prova Antonica ad avventarsi sul pallone, bravo a recuperarlo, fase confusa in mezzo al campo, riesce però a mettere ordine Annibaldi e quindi può ripartire adesso la Borghesiana che vuole reagire allo svantaggio. Pallone in avanti sulla destra, Sansolini in mezzo, poi ancora il sinistro respinto da parte di Annibaldi, ma siamo già dalla parte opposta con Antonica che prova a partire, poi fischia il direttore di gara, fallo subito dal numero 10. È messo giù Antonica, attenzione perché è arrivato anche il cartellino giallo per Sansolini. Un avvio di gara complicato per il numero 88 che subisce fallo, adesso guadagna anche l'ammonizione, esce infatti dal campo Marco Sansolini, un avvio difficile per lui. Attenzione perché è tutto pronto per il calcio di punizione della Tevere Remo e sicuramente Claudio Castroni ha le capacità anche per cercare la battuta diretta, ma siamo lontanissimi dalla porta della Borghesiana. Castroni la mette in mezzo per Antonica, uno schema sulla destra, poi una deviazione, ancora Antonica non riesce a spingerla oltre la linea. Qui fortunata la Borghesiana che però si è difesa bene dall'attacco degli avversari. Adesso prova a ripartire con Binelli, lascia poi per Basile sulla sinistra, cerca spazio Annibaldi, Basile, Mastoter, poi ancora il tocco da parte di Annibaldi, ma questa volta il possesso torna per i giocatori di Fabio Luciani che possono ripartire 1-0 il parziale. Siamo al 13° di questo primo tempo, rimessa laterale a batterla c'è il numero 3 Gazzellone Massimiliano. Castroni gira il pallone, si riparte con il classico schema, ma qui perde un brutto pallone Castroni, occhio alla ripartenza al sinistro e ci ha provato Binelli. Pallone largo, ma le proteste della Borghesiana per un fallo subito da Annibaldi. Non ha fischiato però il direttore di gara. Incontro subito teso qui al Football Club. Sta cercando comunque di reagire la squadra di Capizzi, ma per adesso il match è in favore della Tevere Remo che conduce per 1-0 dopo il gol di Antonica. Occhio a Vastorter. Annibaldi cerca spazio, pressato poi da Gazzellone, se la cava bene qui il numero 20 che riceve ancora in mezzo a tre avversari. Annibaldi prova a liberarsi,
spazio per il sinistro, pallone deviato, rimane lì, attenzione però perché torna fra i piedi di Binelli che perde però un brutto pallone, quindi può ripartire Antonica, a sinistra Gazzellone, l'appoggio è per lui, Gazzellone cerca il tocco con l'esterno e questa volta si salva la Borghesiana. Sarà però calcio rimessa laterale per la squadra ospite, Castroni gioca sulla destra per Masci, poi Antonica, qui il fallo da parte di Annibaldi e se la prende Guancioli, rimedia anche il giallo, il numero 20 della Borghesiana. Fallo giallo anche per Annibaldi sull'intervento ai danni di Guancioli e quindi è ancora calcio di punizione per la Tevere Remo. Ancora con Castroni sul punto di battuta, in barriera c'è soltanto Binelli. Su due pali rispettivamente Antonica e Gazzellone, difesa a 2, barriera a 2 scusate, schierata dalla Borghesiana. Arriva adesso il fischio, la rincorsa di Castroni, l'appoggio per Guancioli, cerca spazio per concludere, poi si molla Annibaldi che dice no ma ancora Tevere Remo in manovra, Castroni cerca il tocco morbido verso Antonica. Buona la girata di Antonica che la gira per Gazzellone, prova il piazzato, è fuori misura qui il destro del numero 3 ma arriva il time out. E si riparte dopo il time out con la Borghesiana che vuole reagire al gol subito dalla Tevere Remo in avvio di match. Qui cerca il controllo Binelli, poi lungolinea sbagliato però nei confronti di un compagno, impreciso l'appoggio da parte del numero 22. Può ripartire quindi la Tevere Remo con la battuta di questa rimessa laterale. Guancioli lascia per Castroni, Gazzellone, Castroni, ancora per Guancioli, lì davanti c'è Antonica, prova a cercare spazio la Tevere Remo, questa volta però riesce a recuperare Binelli. Pallone ancora in rimessa laterale, ancora con Castroni che prova a manovrare, buona l'idea per Guancioli che può partire 3 contro 2, Gazzellone si divora un gol già fatto, il numero 3, sarebbe stato il 2-0. Questa era un'occasione importante per la Tevere Remo, non è stato bravo Gazzellone però ad approfittare dell'appoggio in superiorità numerica. Prova a ripartire quindi la Borghesiana, Borgia appena entrato cerca spazio, poi l'appoggio verso Terracina. Ancora Borgia, appoggio verso Binelli che prova a partire, buono lo spunto di Binelli, poi però non trova l'appoggio e se la prende con se stesso il numero 22. Attenzione perché il direttore di gara va a redarguire il mister del Tevere Remo, Fabio Luciani, forse ha detto qualcosa di troppo l'allenatore della squadra ospite, ma intanto l'occasione per la Borghesiana con Simone Binelli che ha sfondato bene, poi però non ha trovato l'appoggio decisivo, occhio però perché c'è il recupero da parte di Terracina, prova a partire pressato da Antonica, arriva ancora un fischio da parte del direttore di gara, ancora un calcio di punizione per la Borghesiana, questa volta il fallo commesso dal numero 10 del Tevere Remo. Siamo però lontani dalla porta difesa da Gallori, c'è Binelli sul punto di battuta, occhio perché a destra si va a schierare Borgia. 2 schierati in barriera proprio da Gallori, è tutto pronto per questo calcio di punizione. Arriva adesso il fischio sulla sinistra, litiga col pallone, poi Terracina torna indietro verso Binelli, Borgia, il pressing di Gazzellone se la cava bene, qui il numero 3 della Borghesiana, poi il lancio lungo intercettato. Allora Gazzellone lascia per Guancioli che può provare a partire ma c'è il pressing da parte degli avversari, è bravo in questo caso Binelli a mettere il pallone in rimessa laterale, battuto in questo momento da Guancioli, Castroni, Gazzellone, ancora Castroni, prova a partire lui, in questo caso si difende bene Van Storer, qui il recupero da parte di Binelli e la spinta evidente di Antonica che commette fallo, riparte quindi la Borghesiana con Binelli, spazio per lui, l'apertura sulla destra per Terracina, non trova spazio per tirare quindi si rifugia dalle parti di Borgia, lascia ancora per Terracina, adesso prova a cercare spazi la Borghesiana ma è fuori misura l'appoggio di Terracina e arriva un altro time out.
Si riparte dopo il time out, ancora 1-0 in favore della Tevere Remo, quando siamo giunti a metà del 21esimo minuto di questo primo tempo. Riparte la formazione ospite, Castroni per Gazzellone, ancora Castroni sulla destra, ancora in attesa invece la Borghesiana di trovare la ripartenza, la situazione giusta per pareggiare i conti qui al Football Club. In questo caso è fuori misura l'appoggio da parte di Claudio Castroni, bomber assoluto della Tevere Remo con 24 gol stagionali. Intanto occhio perché la rimessa sarà in favore proprio del Tevere Remo. Battuta indietro per Guancioli, poi Castroni si coordina, il pallone alto di poco sopra la traversa. Buona occasione qui per la Tevere Remo che va subito dalla parte opposta del campo, prova a ripartire Terracina, la spinta da parte di Castroni e questa volta sì, ci sta il cartellino giallo per Claudio Castroni, troppo irruento su Terracina che ha provato a partire, la spinta di Castroni, il cartellino giallo per il numero 5. Una buona occasione questa per la Borghesiana di rimettere le cose a posto. 1-0 qui al Football Club. Borghesiana che si ha subito meno gol rispetto alla Tevere Remo, 64 contro 78, ne ha fatti però anche decisamente di meno, 86 contro 114 degli ospiti, ma torniamo in campo con questo calcio di punizione. In mezzo c'è De Rico, fuori in attesa ci sono Borgia e Terracina. Pallone proprio per Terracina, poi di ritorno sull'esterno verso Binelli che trova spazio Binelli e poi sull'esterno della rete, ma sicuramente uno dei più propositivi in questo primo tempo, Simone Binelli, ancora un'occasione per lui. È riuscito però a finalizzare il numero 22, qui adesso inizia ad avere qualche difficoltà la formazione ospite, in questo caso Gazzellone sbaglia un passaggio facile, adesso sta iniziando a guadagnare terreno la squadra di Capizzi che vuole pareggiare questa partita in questo primo tempo. Lancio lungo, non riesce però a controllare De Rico, ma sta reagendo la formazione di casa. Si può ripartire con la rimessa laterale di Castroni. Lancio in profondità da parte di Gallori, non può arrivarci però in nessun modo Cerasaro. Riparte quindi la Borghesiana. Borgia, Terracina, ancora per Borgia, non c'è pressing da parte degli avversari, quindi prova ad approfittarne la formazione giallonera. Qui Terracina litiga col pallone, poi raddoppiato, non riesce a mantenere il possesso della sfera e quindi la rimessa va in favore degli avversari che ripartono subito con Castroni. Cerasaro indietro ancora per Castroni sul pressing di De Rico, quindi a destra prova a svolgere la sua manovra la Tevere Remo, qui sbaglia tutto Castroni però occhio a Binelli e poi il tocco provvidenziale da parte di Masci in rimessa laterale. Sarebbe stata un'ottima occasione per la squadra di Capizzi che comunque continua ad attaccare. Terracina in avanti, De Rico qui anticipato da Castroni ma è ancora rimessa per i gialloneri, ancora un'occasione per provare a pareggiare i conti. Siamo al 25esimo del primo tempo qui al Football Club, rimessa laterale battuta subito verso Vasile, a sinistra Binelli, uno dei migliori, torna ancora da Vasile, poi Terracina controlla, prova ad andarsene, in questo caso è attento Gazzellone ma è ancora rimessa per la Borghesiana che riparte in questo momento con Binelli. Vasile a sinistra dalle parti di Compagno, poi De Rico prova a partire, riceve in questo momento il pallone il numero 92, pressato da Castroni. De Rico, duello fra i due, prova a cercare spazio, non lo trova e quindi recupera il pallone Claudio Castroni che poi si rifugia dalle parti dell'estremo difensore Gallori. Lancio lungo in profondità, troppo in profondità però perché non può arrivarci Cerasaro. Adesso ritmi che stanno salendo in questo finale di primo tempo. Intanto esce dal campo Terracina, al suo posto torna nel rettangolo di gioco Lorenzo Minotti con il numero 14 Binelli. Vasile verso De Rico, ancora un duello con Castroni, cerca il diagonale, pallone che rimane lì e poi col tacco ha cercato la finezza Minotti. Forse un po' velleitario qui il tentativo da parte del numero 14 che non sorprende Gallori. Riparte quindi la Tevere Remo con Masci, Castroni, Gazzellone questa volta spaziato sulla destra, ancora Castroni, Masci, Castroni, prova a dar fastidio De Rico, poi arriva anche a dar manforte Minotti. Lancio lungo, ancora troppo lungo però per Cerasaro che per adesso non sta facendo come Antonica.
Ma eccolo, numero 11 che prova subito a smentirmi. Cerasaro cerca il sinistro, murato dalla retroguardia avversaria, possesso ancora per la Tevere Remo. Castroni la gira sulla destra per Gazzellone. Poi l'intervento ottimo da parte di Minotti per ripartire la Tevere Remo, pallone che rimane in campo a Campanile con la testa, poi l'intervento da parte di Minotti che commette fallo sotto le proteste del suo pubblico. Ha fischiato il direttore di gara su questo intervento da parte del numero 14 e quindi è calcio di punizione per la Tevere Remo che riparte subito con Castroni. Ancora Castroni per Masci, Castroni sempre in pressione Del Rico che ce la sta mettendo tutta, infatti recupera questo pallone Del Rico in mezzo a due avversari, prova a partire, questa volta è lui a subire fallo. E questo è il quinto fallo commesso dalla Tevere Remo che deve stare attenta. Ma intanto un'altra occasione per la Borghesiana, è stato bravo qui il numero 92 Alessandro Del Rico a conquistare questo calcio piazzato. Del Rico uno dei migliori bomber dei gialloneri con 14 gol stagionali. Occhio a Binelli sul punto di battuta, vicino a lui, vicino per dire sulla tre quarti, si è appostato Vasile. In mezzo invece i soliti Del Rico e Terracina. Arriva adesso il fischio Binelli, l'appoggio per Terracina, il cross è un po' troppo complicato qui, il sinistro cercato, scusate non era Terracina ma il numero 14 Lorenzo Minotti, provato a cercare Vasile, fuori misura però il suo appoggio, quindi può ripartire la Tevere Remo, sta per finire il primo tempo, siamo nel 28esimo minuto, 1-0 ancora in favore della formazione di Fabio Luciani che vorrebbe cercare di incrementare il vantaggio in questo finale, ma ci sono degli avversari che invece vorrebbero pareggiare i conti e ci stanno provando. Uscita più nella seconda metà di questa prima frazione di gioco la Borghesiana adesso sta iniziando a creare delle difficoltà alla retroguardia ospite e ci prova ancora con il numero 3 Vasile. Minotti ancora per Vasile, poi Del Rico scende a prendersi il pallone, tornato in campo anche Sansolini. Vasile, Annibaldi, ancora Vasile verso Minotti, ha spazio per avanzare il numero 14, poi lascia per Sansolini, occhio perché è partito Annibaldi, il pallone è per lui, coperto però non trova spazio, quindi ancora Sansolini verso Vasile, a sinistra Minotti cerca spazio per il cross, non lo trova perché c'è la copertura da parte di Guancioli e la rimessa fortunata per la Tevere Remo. Pallone in profondità, poi a cercare ancora Antonica che questa volta non trova spazio. Riparte la Borghesiana in questi ultimi minuti ancora con Minotti. Vasile lì davanti prova a cercare spazio Annibaldi, eccolo il numero 20 che riceve il pallone pressato da Castroni, la spinta del numero 20 che però non è redarguita dal direttore di gara che lascia continuare, quindi prova Antonica a cercare spazio, Castroni in mezzo ed era tutto solo Masci, ma occhio al contropiede, Sansolini a sinistra per Minotti, a destra c'è Annibaldi, ancora Minotti verso Sansolini, Annibaldi, buona la manovra della Borghesiana, prova Minotti col sinistro vicino al palo. E questa era una buona occasione per i gialloneri, bello scambio, bella azione, non l'ha concretizzata però il numero 14 della Borghesiana. Ma adesso si stanno scaldando gli animi in questo finale. Annibaldi vuole pareggiare la Borghesiana per Sansolini in mezzo, va giù Annibaldi, tutto regolare, quindi Vasile mette fuori il pallone, ma si è rialzato Annibaldi, è arrivato però il fischio da parte del direttore di gara. Intanto ha subito anche un pestone Antonica, ma fasi concitate in questi ultimi minuti di primo tempo, ancora 1-0 per la Tevere Remo, ma sta spingendo la Borghesiana che poco fa ha sfiorato il gol del pareggio col mancino di Minotti, vicinissimo al palo però la sua conclusione. Intanto si ripartirà con la rimessa laterale, infatti con sportività viene riconsegnato il pallone agli avversari che l'avevano messo fuori. Siamo di nuovo in avanti, Sansolini, Vasile, Minotti, ancora Vasile, Sansolini riceve, lì davanti c'è Annibaldi, questa volta però non arriva a destinazione il pallone perché c'è l'intervento da parte di Masci, ma ancora bianconeri ad attaccare. Minotti, questa volta fuori misura l'appoggio del numero 14 verso Annibaldi, la rimessa per la Tevere Remo. Castroni, rimane comunque alta la formazione di Capizzi,
che vuole cercare di chiudere in parità questo primo tempo. Manca pochissimo al duplice fischio da parte del direttore di gara. Sansolini cerca spazio in mezzo a due, qui si complica la vita, occhio perché è tutto regolare, può ripartire Masci, prova a fare tutto da solo, poi l'appoggio per Antonica, è troppo facile però questa conclusione telefonata, ma è calcio d'angolo per la Tevere Remo. È rimasto però a terra Sansolini, secondo fallo subito dal numero 88, che per la seconda volta rimane sdraiato sul rettangolo di gioco. Si tocca il ginocchio destro Marco Sansolini. Siamo al 32esimo di questo primo tempo. Ormai dovrebbe arrivare a momenti il duplice fischio da parte del direttore di gara, ma intanto ancora a terra Sansolini. Ghiaccio spray per lui e vediamo se questa volta riuscirà ancora a vincere sul colpo subito. Intanto va anche Annibaldi al colloquio con il direttore di gara, chiedendo più attenzione all'arbitro, soprattutto nelle fasi concitate a cui stiamo assistendo in questo finale di primo tempo. 1-0 il parziale ancora in favore della Tevere Remo, ma buona la reazione da parte della squadra di Capizzi, che più di una volta ha messo in difficoltà gli avversari. Questa volta infatti esce dal campo Marco Sansolini. Al suo posto torna Binelli, ma attenzione al corner in favore della Tevere Remo, che torna indietro verso Gallori. Altro lancio lungo dell'estremo difensore che riconsegna il pallone agli avversari. Sul duplice fischio da parte del direttore di gara finisce il primo tempo 1-0 per la Tevere Remo, ma sta reagendo la Borghesiana soprattutto nella seconda metà della prima frazione di gioco. Ed è tutto pronto per l'inizio della ripresa qui al Football Club, con la squadra di casa sotto di un gol, ma ha fatto vedere buone cose sullo scadere del primo tempo. Incontro in bilico, ancora 30 minuti da giocare, arriva adesso il fischio del direttore di gara, si riparte quindi con Borghesiana Tevere Remo, con gli ospiti che cercano il pallone in profondità con Castroni. Fuori misura però può andare Costantini con la rimessa in gioco, lunga Castroni, buono l'anticipo ai danni di Derrico, riparte la Tevere Remo sulla destra, poi cerca Guancioli, spazio per il cross, non lo trova, il disimpegno da parte di Terracina. Castroni, ancora il numero 5 a dare il tempo alla manovra dei suoi, provano a cercare spazio e si riparte con quanto già visto nel primo tempo. Qui però occhio al pressing di Terracina che mette in difficoltà Castroni, anzi Derrico, scusate. Rimessa laterale conquistata dai gialloneri, che vogliono pareggiare i conti qui al Football Club. All'andata finì 4-2 proprio in favore della Borghesiana, che vuole ripetere il risultato positivo. Intanto però Castroni ruba un pallone, occhio al contropiede del numero 5 Derrico, va a dar fastidio il fischio da parte del direttore di gara, irregolare l'intervento del numero 92 Alessandro Derrico, è calcio di punizione per la Tevere Remo. Buono lo spunto di Castroni, ha provato a partire il numero 5. Calcio di punizione per la squadra di Luciani. Siamo però anche in questo caso lontani dalla porta, difesa da Costantini. È tutto pronto per il calcio di punizione. Sul pallone c'è Guancioli. Arriva adesso il fischio, Guancioli in mezzo, respinto poi il suo cross, ma ancora in attacco la Tevere Remo che prova a cercare spazio ancora con Guancioli. Questa volta il pressing di Derrico è efficace, ancora una volta mette in difficoltà gli avversari. Buono il lavoro del numero 92 lì davanti, soprattutto in fase di non possesso palla. Ma riparte Castroni per Masci. Lancio lungo di Castroni verso Antonica, che però non trova spazio. Suo il gol dell'1-0 nel primo tempo, il suo 15° gol stagionale. Occhio però alla Borghesiana che prova a ripartire con Binelli, l'appoggio per Derrico e poi le proteste verso il direttore di gara per il fallo subito da Binelli. Era partito però Derrico, intanto arriva l'ammonizione per Castroni. Ammonito e ancora espulso. Castroni era già stato ammonito nel primo tempo, quindi finisce in anticipo la partita del numero 5 della Tevere Remo. Le proteste di Masci non servono a nulla e quindi abbandona il campo Claudio Castroni, uno dei giocatori più importanti della Tevere Remo, e adesso si complica la situazione per la formazione di Fabio Luciani. Buono in questo caso lo spunto di Binelli, bravo a partire in mezzo al campo.
Era una buona occasione questa per la Borghesiana per pareggiare i conti, ma incontro subito infiammato anche in questa ripresa. Si riparte infatti sulla falsariga del primo tempo. Si è ripreso nel frattempo Simone Binelli dal colpo subito, tornato in campo anche Sansolini che ne ha subiti 2 di colpi in questa partita. Si può ripartire quindi con il calcio di punizione, c'è proprio Marco Sansolini sul punto di battuta, vicino a lui Binelli, più in profondità invece si sono schierati Minotti. Arriva adesso il fischio, Sansolini corto per Binelli, ancora Sansolini. Binelli, Sansolini, scambio fra i due in attesa del varco giusto per colpire, non lo trova Binelli, prova a cercarlo Sansolini, ancora per Binelli. Continua la serie di passaggi. Poi cerca il piazzato Binelli vicino al palo, altra buona occasione del numero 22. Anche Simone Binelli è stato finora uno dei migliori per la Borghesiana, ma intanto continuano le proteste verso il direttore di gara. Deve stare attento qui l'arbitro perché l'incontro si sta infiammando. Intanto prova ad uscire da questa situazione il numero 7 Guancioli, ma c'è stato il fallo commesso ai danni del numero 7, ingabbiato dalle maglie giallo-nere. Continuano a parlare i giocatori di entrambe le squadre. Adesso prova a mettere ordine il direttore di gara. Incontro spezzettato in questo avvio di ripresa. Siamo al quinto minuto, ancora 1-0 per la Tevere Remo che si appresta a battere questo calcio di punizione. Masci corto per Guancioli. Subito il pressing da parte degli avversari, questa volta però calcio d'angolo per la Borghesiana, brava nel pressing, quindi Binelli indietro per Sansolini. Ancora il numero 88, prova a cercare spazio, poi l'appoggio per Minotti, la deviazione da parte di Masci, ma è partita bene la formazione di Capizzi in questo secondo tempo, a caccia del gol dell'1-1, ancora in avanti con Minotti, Sansolini, ancora per Minotti, scambio fra i due. Sansolini alza la testa, non se la sente però di tirare, se la sente invece Minotti e poi c'è stata una deviazione, rimessa laterale ancora in avanti la Borghesiana, Sansolini cerca il tiro, respinto e adesso è in difficoltà la Tevere Remo che però ha recuperato l'uomo perso dopo l'espulsione di Castroni, che comunque è una perdita fondamentale per le file della formazione ospite che adesso sta subendo l'iniziativa degli avversari. Questa volta però Minotti, anzi scusate, si trattava di Von Storer, non ha trovato lo spazio giusto, quindi Antonica prova a cercarlo lui, il pressing ancora di Von Storer, ma questa volta la rimessa laterale per la Tevere Remo. Alla battuta c'è il numero 7, qui però occhio all'errore, può ripartire Von Storer col sinistro, la deviazione provvidenziale da parte, anche fortunato qui l'estremo difensore della Tevere Remo. Intanto va a mettere ordine il direttore di gara. Calcio d'angolo per la Borghesiana, si sta infiammando il match qui al Football Club. Binelli fuori, non si intende con un compagno ma ancora in attacco. BSA, Sansolini pressato da Antonica, poi la rimessa è ancora per i gialloneri che ripartono con il solito Marco Sansolini. Minotti, Sansolini sulla destra per Binelli. Sansolini, Binelli, adesso deve difendersi la Tevere Remo, sta giocando bene la Borghesiana. Binelli sulla destra, l'appoggio per Von Storer, poi pallone messo in mezzo, fase confusa, in qualche modo riesce a spuntarla Guancioli, bravo nel disimpegno, il numero 7 se ne va anche su Von Storer, poi pallone che forse è uscito, non fischia, va allora Binelli col sinistro, la palla rimane lì e poi Von Storer non riesce ad approfittarne. Ma è in difficoltà la Tevere Remo perché la Borghesiana sta spingendo, continuano le proteste verso il direttore di gara da parte della panchina giallonera, ma si riprenderà con il calcio d'angolo proprio per la squadra di casa. Con calma va Binelli sul punto di battuta, vicino a lui Sansolini, in aria Von Storer, tutto pronto per il cross, fuori, prova a coordinarsi Minotti, ma questa era una cosa difficilissima cercata dal numero 14, pallone altissimo rispetto alla porta difesa da Gallori, che prova a ripartire lungo a cercare il solito Antonica, la mette giù il numero 10, bravo a difendersi dall'attacco degli avversari, poi torna dalle parti di Guancioli, ancora il numero 7 prova a cercare spazio, adesso con più calma la Tevere Remo vuole abbassare il ritmo perché la Borghesiana sta spingendo forte in questo avvio di secondo tempo, poi buono il tocco, anzi buona l'idea di Antonica,
impreciso però l'appoggio nei confronti di Sperati, ma possesso ancora per la Tevere Remo. Guancioli lascia per Masci, Sperati lungo per Antonica, va a coprire Sanzolini, poi riesce a spuntarla in qualche modo Sperati, ma non trova il varco giusto per concludere, quindi riparte Costantini e allora siamo già dalla parte opposta con Binelli, cerca il varco, non lo trova, contropiede, fase confusa, poi si scontrano due giocatori, si tratta di Masci e Binelli, rimane giù Binelli, arbitro indeciso sul da farsi, va a sincerarsi delle condizioni dei due giocatori rimasti a terra. Ci è sembrato che fosse scivolato il numero 6 Simone Masci ai danni proprio di Binelli. Sembrano comunque in grado di continuare i giocatori di entrambe le squadre, ma il calcio di punizione sarà a favore della Borghesiana, anzi rimessa laterale, scusate, sul pallone c'è Minotti, ancora 1-0, siamo al 10° minuto di questo secondo tempo, riparte in questo momento Minotti. Binelli, ancora il numero 22 Minotti, pressing accennato da Masci, si va sulla destra, poi buona l'idea per Minotti che però esita troppo sul pallone che varca la linea dell'out e quindi si può ripartire con la rimessa laterale in favore della Tevere Remo, ancora in vantaggio ma in grande difficoltà in questa prima frazione di secondo tempo. La Borghesiana sta spingendo a caccia del gol e del pareggio. Antonica qui litiga col pallone ma la rimessa è ancora per la Tevere Remo. Stavolta però il numero 10 a lasciare il posto a Masci per la battuta. Sperati per Guancioli. Poi Antonica, non buono il tocco, regala la rimessa a Sanzolini che va subito alla battuta. Binelli, anzi scusate, Basile per Minotti, ancora Basile. Sanzolini. Basile, adesso tutta nella sua metà campo la Tevere Remo in attesa della manovra da parte degli avversari. Buona l'idea per Annibaldi, prova a cercare spazio lui, poi la spunta Sanzolini in mezzo a tre avversari, il sinistro cercato da Annibaldi, lontano però dai pali difesi da Gallori. Buona però un'altra iniziativa da parte della Borghesiana che sta spingendo ma ancora non ha trovato il varco giusto per battere Gallori. Siamo dalla parte opposta del campo con Antonica in mezzo a due avversari. Terracina gli ruba il pallone, sbaglia però ancora Antonica e poi vola Costantini a dire no al numero 10. Annibaldi, può ripartire adesso la Borghesiana, il pressing da parte di Masci e bravo Annibaldi a difendere il possesso della sfera, quindi Basile ancora per Annibaldi, controllo e dribbling ma non si è fatto ingannare Masci e poi è andato giù il numero 6, il calcio di punizione sarà in favore della Tevere Remo. È stato bravo Annibaldi ma è stato bravo anche Masci a capire in anticipo la direzione in cui sarebbe scappato il numero 20, si riparte quindi con il calcio di punizione. Sperati verso Gazzellone, qui si addormenta, arriva Sanzolini che però non riesce a mantenere in gioco il pallone, può andare Sperati sul punto di battuta, appoggio lungo per Antonica, in mezzo a due vuole servire Gazzellone ma non trova spazio, quindi Sanzolini guadagna la rimessa laterale, poi si torna le parti di un compagno, Sanzolini cerca il destro, vicino al palo, la conclusione di Marco Sanzolini, altro squillo dei gialloneri che guadagnano un calcio d'angolo sul pallone, va a Terracina, fuori per Basile. Sanzolini, Sperati su di lui, poi verso Annibaldi, buono lo scambio, controlla male però un compagno, quindi Antonica, può ripartire lui, il tocco di Antonica in due tempi, fa sul pallone Costantini, ma incontro frenetico qui al Football Club con Sanzolini, difende il pallone Terracina, Basile, ancora Terracina, l'anticipo da parte di Masci che prova a partire. Tutto regolare per il direttore di gara, quindi Gazzellone recupera il possesso del pallone. Sperati verso Masci, dalla parte opposta c'è Antonica, Masci alza la testa, serve Gazzellone che pensa al tiro, lo prova, la respinta di Terracina, occhio al contropiede, Annibaldi prova a partire, Terracina poi in scivolata. E poi le proteste di Masci, ma la rimessa sarà in favore della Borghesiana che riparte con Basile. Annibaldi, pallone messo in mezzo col tacco, ci ha provato Minotti, ma altra conclusione difficilissima cercata dal numero 14. Rimessa per la Tevere Remo che sta comunque riuscendo a preservare il gol di vantaggio, ma sta rischiando molto sugli attacchi della Borghesiana. Qui non trova spazio Antonica, rimessa per la formazione ospite. Numero 10 troppo isolato lì davanti, sta facendo fatica
a trovare spazi dopo il gol del primo tempo. Sperati ancora per Antonica, controlla male però il numero 10, poi recupera il pallone ma commettendo fallo se la prende con il direttore di gara. Calcio di punizione per la squadra di Capizzi. Vasile, Minotti, pressing di Gazzellone che poi però preferisce aspettare, quindi ancora Minotti. Vasile la gira sulla destra per un compagno, poi cerca lo spunto di Enrico, tornato in campo, la spinta su Masci, tutto regolare, pallone che filtra, non riesce a controllare Minotti, rimessa dal fondo per la Tevere Remo con Gallori che va corto dalle parti disperati, pressato, se la cava benissimo sul pressing di Minotti, occhio al contropiede, Gazzellone prova lui col destro, la risposta da parte di Vasile, cruciale questo intervento del numero 3 che ci mette il piedone. Subito battuto però il corner, Antonica indietro per Guancioli, ancora Antonica, questa volta è sceso a prendersi il pallone il numero 10, quindi Sperati, buona l'idea per Gazzellone, pallone di ritorno per Sperati e poi questa volta è bravo Minotti, occhio però al disimpegno, fuori misura verso Guancioli, si complica la vita ma attenzione perché recupera Enrico e poi arriva il fischio da parte del direttore di gara sotto le proteste del pubblico giallonero. Pallone che era uscito secondo l'arbitro e quindi rimessa per la Tevere Remo. Gazzellone, poi lungolinea cercato da Guancioli, fa buona guardia però Vasile e quindi può andare con la rimessa in gioco Costantini. Può ripartire la Borghesiana. Minotti, occhio perché è partito numero 22 e poi l'uscita frana sull'avversario ma siamo già dalla parte opposta del campo. Antonica può partire a sinistra, c'è Gazzellone che riceve il pallone in questo momento, Minotti a dar fastidio, Gazzellone torna ancora da Antonica, poi preferisce prendersela comoda il numero 10 tornando dalle parti disperati, scende Antonica, il tocco d'esterno fuori misura però dalle parti di Guancioli. Riparte Minotti, spazio per lui, prova Minotti il sinistro, pallone sporcato, è un regalo per Gallori che può far ripartire subito i suoi, quindi Sperati a sinistra, lancio lungo da parte di Guancioli, fuori misura però era tornato a prendersi il pallone Antonica che avrebbe desiderato ricevere la sfera sui piedi. Costantini, lancio verso Enrico che prova a girarsi su Sperati, bravo Sperati, occhio però perché recupera Minotti, Minotti poteva fare sicuramente meglio da quella posizione ma arriva il time out comandato dal direttore di gara. E si riparte dopo il time out, ancora 1-0 per la Tevere Remo, abbiamo da poco superato la metà di questa ripresa dato che siamo al 18° minuto del secondo tempo, qui Binelli non riesce a mantenere in gioco il pallone, avrebbe anche meritato il gol la Borghesiana per quanto visto ma si è difesa bene la Tevere Remo, qui però brutto il disimpegno, occhio perché c'è Masci che deve tamponare sull'errore di Guancioli, poi bravo Minotti a mantenere in gioco il pallone, non riesce però a servire Enrico, quindi Antonica verso Guancioli, prova a passare il numero 7, poi le proteste di Enrico ma non trova spazio per crossare Gianluca Guancioli. Riparte quindi la Borghesiana. Vasile verso Binelli, poi ancora Vasile, intanto esce dal campo Minotti e invece ritorna nel rettangolo di gioco Annibaldi, qui però occhio al brutto errore, pallone messo in mezzo per Gazzellone che cerca la prodezza dal limite dell'area, è bravo Costantini a metterci la mano, poi attenzione perché non è finita, costretto a spazzare Vasile. Qui avrebbe trovato il gol del sabato Gazzellone, una deviazione, se l'è cavata però Costantino, sarebbe stato il 2-0 ma si può ripartire con la rimessa laterale, sul pallone c'è Masci, indietro verso Guancioli, Gazzellone, ancora Masci, va a dar fastidio ad Enrico, lancio lunghissimo, fuori misura però non può arrivarci né Gazzellone né Cerasaro, può ripartire invece la Borghesiana. Vasile, Annibaldi, poi non trova spazio Binelli, riparte lui con la rimessa laterale, Vasile, Annibaldi, aspetta la Tevere Remo, Binelli, spazio per lui, torna poi dalle parti di Enrico a dar fastidio Masci, non passa il numero 92 che comunque guadagna questa rimessa laterale, intanto esce dal campo proprio Enrico. Ancora in manovra la Tevere Remo, scusate, la Borghesiana, eccola la Tevere Remo che invece recupera un pallone, prova a partire Cerasaro e qui da dimenticare il destro del numero 11.
può andare Costantini con la rimessa in gioco. Annibaldi, Vasile, ancora Annibaldi, l'inerzia si è invertita rispetto a quella del primo tempo, adesso è la Borghesiana a fare la partita. Tevere Remo che prova a difendere il precario 1-0 e non sembra davvero facile con la squadra di Capizzi che ce la sta mettendo tutta per pareggiare i conti qui al Football Club. Vasile, pallone per Annibaldi in mezzo a tre avversari, costretto a tornare indietro verso Binelli. Annibaldi per Vasile, un po' in difficoltà, se la cava bene però il numero 3 giallo-nero. Poi pallone che torna da Fostorer, quindi Binelli prova a partire lui, l'appoggio per Fostorer, fuori misura il sinistro del numero 22, con calma va a rimettere il pallone in gioco Gallori. Pallone lungo, non può arrivarci Cerasaro, può arrivarci invece Binelli che recupera soltanto per un momento, poi va a mettere ordine Gianluca Guanciali, ma guadagna metri. La formazione di casa con questa rimessa laterale. Binelli corto per Vasile, ancora Binelli, prova a cercare lui l'idea verso Annibaldi, ma guadagna soltanto qualche metro in più. Riparte dopo l'intervento avversario la Borghesiana. Vasile, Annibaldi, Vasile prova a dar fastidio a Antonica, subito tornato in campo, occhio poi a Masci contro Binelli, duello fra i due, poi lo vince Binelli perché guadagna questa rimessa laterale, ma esce dal campo e al suo posto torna Sansolini. Annibaldi verso Sansolini, poi il tocco di Fostorer è sbagliato, quindi Masci è messo giù e calcio di punizione. È stato bravo qui Simone Masci a difendere la sfera. Il calcio di punizione per la Tevere Remo, terzo fallo commesso dalla Borghesiana, 3 falli a 3. Qui Sansolini riceve il pallone, intercetta l'idea di Masci ma non riesce a controllare. Altra rimessa con Cerasaro che se la va a prendere poi con va a espellere, anzi attenzione, un dirigente della panchina della Borghesiana. Forse qualche parola in più pronunciata l'ha sentita il direttore di gara che è andato ad espellere. Ventiduesimo minuto, per adesso regge il vantaggio della Tevere Remo, ma sta vacillando sotto i colpi della Borghesiana. Qui Cerasaro prova a cercare il gol della sicurezza, cerca spazio, poi il sinistro, Murato, buona l'idea da parte di Cerasaro, prova a reagire alla Tevere Remo con Guancioli, poi il pallone deviato, altro fischio da parte del direttore di gara e adesso si va a redarguire l'altra panchina. Spezzettata questa frazione di gioco, adesso si può riprendere con Masci che rimette in gioco il pallone, lancio lungo verso Antonica, prova con la testa ad anticipare Costantini, buona l'idea, non è riuscito però a battere l'estremo difensore della Borghesiana, è riuscito però a guadagnare questo calcio d'angolo. Battuto all'indietro verso Masci, da ripetere però l'esecuzione di questo corner molto fiscale. Il direttore di gara, arriva il time out per riordinare le idee da parte di entrambe le squadre. E si può ripartire dopo il time out, 24esimo minuto, 1-0 per la Tevere Remo. Si preannuncia un finale da brividi qui al Football Club con la Borghesiana che sta spingendo a caccia del gol e del pareggio. Qui intanto Antonica da terra prova a inventare qualcosa, ma non va oltre un regalo per gli avversari che adesso possono ripartire con Vasile. Sulla destra Terracina in mezzo per Minotti che prova a cercare spazio in mezzo a due avversari. Poi il tocco di Masci, ma la rimessa è ancora per i gialloneri, quindi Vasile attacca con tutti gli effettivi la Borghesiana. Portiere di movimento va a farlo Sansolini, Vasile dalla parte opposta per Minotti, poi ancora Vasile, aspetta la Tevere Remo. Sansolini cerca spazio lui, l'appoggio per Derrico, indietro ancora per Sansolini. Vasile prova a cercare il tiro, poi Binelli non trova spazio, ma ancora in attacco la Tevere Remo, scusate, la Borghesiana, e subisce fallo Sansolini. Buona l'idea del numero 88 che col tacco aveva servito Derrico, le proteste verso il direttore di gara. Calcio di punizione, occasione importante per la Borghesiana con Sansolini, portiere di movimento incaricato
della battuta di questo calcio di punizione, solo Antonica in barriera schierato da Gallori. Arriva adesso il fischio, battuta corta questo calcio di punizione, Vasile per Binelli, poi Minotti, ancora Vasile, Binelli prova a pensare al sinistro, è una finta, ancora Minotti, Binelli, scambio ripetuto, quindi Vasile, Sanzolini, Vasile non riesce ad uscire dalla morsa degli avversari la Tevere Remo, poi Masci, qui ha rischiato molto Basile, ma ancora gialloneri a pressare, a cercare il gol dell'1-1 e questa volta esce bene Guancioli, non riesce però a ripartire, occhio a Binelli e poi c'è Masci. Le proteste del numero 6 che non concorda con il direttore di gare, rimedia l'ammonizione e quindi sarà rimessa laterale per la Borghesiana. Binelli, Vasile, Sanzolini, spazio per concludere, va adesso Sanzolini, pallone respinto, non arriva dalle parti di Minotti, poi gesto di stizza di Guancioli, ancora Borghesiana ad attaccare, Minotti, pallone messo in mezzo, respinto da Cerasaro, quindi Antonica controlla male, poi però Masci riesce a recuperare il pallone ma non riesce a concludere, anche perché era tornato Sanzolini a difendere, Sanzolini che adesso va a dare il cambio a Costantini che torna fra i pali, ma occhio al calcio d'angolo per la Tevere Remo. Guancioli, Antonica contro Vasile, gioco di gambe del numero 10 che se la cava benissimo, poi Guancioli questa volta pressato da Derrico e la rimessa è per la Borghesiana con lo stesso Derrico che va a battere il pallone, possono ripartire i gialloneri, Binelli, Vasile, ancora per Binelli, aspetta Antonica, sulla sinistra si fa vedere Sanzolini, Vasile, Binelli, Sanzolini, Vasile, Binelli, solito tris di scambi per la formazione giallonera, adesso si cambia con Derrico sulla sinistra che elude l'intervento di Masci, torna poi da Vasile, c'è Minotti sulla destra, qui sfonda bene Binelli, Binelli pallone sul sinistro, è bravo Sperati a toccare la sfera, a metterla in rimessa laterale, attenzione però perché l'arbitro rettifica, la rimessa è per la Tevere Remo e allora Antonica può ripartire lui contro Vasile, Antonica non riesce però a trovare il tempo giusto per concludere, quindi Minotti torna a dare manforte ai suoi, riparte poi Costantini, Vasile, Derrico può partire, pallone messo in mezzo, telefonato per portiere che poi cerca la conclusione diretta, imprecisa però la ribattuta da parte di Gallori, ma ormai manca poco al termine, siamo al 29esimo di questo secondo tempo, si sta difendendo in tutti i modi la Tevere Remo ma sta spingendo con la forza della disperazione la Borghesiana. Minotti, riparte lui per Sanzolini, in mezzo Terracina, Sanzolini e da lì poteva fare sicuramente meglio il numero 88 anche perché c'era Terracina appostato sul secondo palo, qui occhio al disimpegno da parte di Guancioli. Intanto occhio al malinteso e poi è riuscito anche a tirare Sperati, ma c'era la difesa da parte di Vasile. Terracina, Binelli, ancora Terracina, poi Vasile, Sanzolini, Binelli pressato da Sperati, difende bene il pallone il numero 22, sbaglia poi l'appoggio verso Sanzolini, da lontanissimo cerca il gol a sorpresa Guancioli. Siamo al 30° minuto, poi sarà recupero qui Masci, anzi Guancioli su Sanzolini. Rimessa subito battuta dal numero 88 che va a cercare Terracina in mezzo per Minotti, non trova spazio, poi attenzione fase confusa, Terracina non riesce ad approfittarne, ma rimessa per i gialloneri, ancora Terracina per Sanzolini, Vasile per Binelli, anzi Minotti che liscia il pallone, occhio però ad Antonica da lontano, sbaglia tutto però. Si ritorna quindi nella metà campo della Tevere Remo con Vasile. Minotti va a dare il cambio ad Annibaldi, ma occhio a Terracina che elude bene il pressing di Masci, poi dalla parte opposta Annibaldi, pallone che rimane lì, il tocco e poi il fallo subito da Gallori, ma che occasione questa per la Borghesiana. Non è riuscito ad approfittarne Binelli, poi ha subito il fallo Gallori che adesso è rimasto a terra.
e passano secondi preziosi per la Tevere Remo. Vuole affrettare le manovre invece la Borghesiana, che ha sfiorato il gol dell'1-1. Se la prende comoda qui Gallori, che si fa medicare dopo il colpo subito in area da Binelli. Ultime battute, siamo già in zona recupero, 15 secondi al 31esimo minuto. Pochi secondi per le speranze della Borghesiana, che comunque nel secondo tempo è riuscita ad uscire e a mettere in grave difficoltà gli avversari, che anche con un pizzico di fortuna sono riusciti a difendere il vantaggio di 1-0. Riesce a continuare intanto Gallori, quindi si può riprendere con il calcio di punizione in favore della Tevere Remo. Guancioli sul punto di battuta. Arriva adesso il fischio verso Antonica col petto, è un regalo per Costantini, fa subito ripartire Terracina. Basile verso Binelli, cerca spazio lui, pallone che però è uscito secondo il direttore di gara. Le proteste da parte dei giocatori della Borghesiana, ma siamo dalla parte opposta. Antonica in mezzo a due avversari, è bravissimo qui Binelli a riuscire a recuperare il pallone. Annibaldi, occhio al contropiede, prova a partire il numero 20 Annibaldi e poi il tocco da parte di Guancioli. Subito battuto questa rimessa laterale e quindi va da lontanissimo. Attenzione ad Antonica, cerca spazio lui ma se la prende comoda il numero 10, poi la gira verso Sperati. Terracina prova a saltarlo Sperati, ultimi secondi, ancora Sperati, potrebbe fischiare da un momento all'altro il direttore di gara ma non lo fa, quindi Binelli verso Terracina. Terracina, pallone sul sinistro, poi Binelli cade sul compagno e arriva il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Le proteste da parte dei giocatori della Tevere Remo e questa è un'occasione importantissima per la Borghesiana, che proprio negli ultimi secondi potrebbe trovare il gol del pareggio, cercato per praticamente tutta la partita. Tutti in avanti i giocatori di Capizzi per la battuta di questo calcio di punizione. Solo Antonica, che adesso va ad aggiungersi alla barriera schierata da Gallori. Sulla destra Annibaldi, sulla sinistra c'è Basile, in mezzo tutti gli altri. Fostorer sul punto di battuta e questa probabilmente sarà l'ultima occasione del match. È tutto pronto, le speranze della Borghesiana. Fostorer, l'appoggio per Annibaldi, anticipato dall'intervento di Antonica. E allora finisce qui 1-0 per la Tevere Remo, che ci mette anima e corpo e riesce a preservare l'1-0 del primo tempo, trovando 3 punti fondamentali ed agganciando in classifica la Borghesiana, che nonostante un grande secondo tempo non è riuscita a scardinare la difesa della formazione di Luciani. Finisce 1-0 per gli ospiti qui al Football Club.